L'autonomia del Veneto è l'unica strada per evitare scontri sociali. Questo argomento, caro alla Lega, viene sostenuto anche dalla deputata PD Simonetta Rubinato, che cita un recente studio della Deutsche Bank a sostegno della tesi autonomista. Secondo i tedeschi, le differenze di reddito pro capite non vanno misurate tra stati ma tra regioni. Se si sceglie questo criterio, si nota come il Veneto competa con le regioni più avanzate dell'Europa del Nord, mentre altre aree del paese siano più vicine al Portogallo o alla Grecia. Questo crea all'interno degli stati nazionali dei fortissimi trasferimenti, degli ingenti trasferimenti di risorse dalle regioni che inizialmente sono più ricche alle regioni che sono più povere. Questi trasferimenti però stanno raggiungendo livelli così importanti che stanno generando una sorta di ribellione da parte delle regioni che ne sono colpite, cioè che trasferiscono molte risorse. Una situazione esplosiva che secondo gli analisti finanziari teutonici può essere disinnescata solo da ampie concessioni di autonomia da parte degli stati centrali. L'avvertimento che dà Deutsche Bank alla conclusione di questo studio è: attenzione alle ragioni economiche, quindi a questi trasferimenti che sono ben oltre la soglia della solidarietà, che accadono e che stanno generando movimenti e tensioni che rischiano di far saltare l'unità territoriale di paesi come la Spagna e l'Italia. Come candidata alle primarie portava avanti un programma fortemente autonomista, ricorda la Rubinato, che oggi viene sostenuto da alcuni candidati consiglieri del Partito Democratico, come la sindaca di Quarto d'Altino Silvia Conte. Sentiamo pesante la concorrenza tra virgolette sleale del Friuli e del Trentino, non che gli vada tolta a loro la capacità che hanno di poter utilizzare delle leve per loro, ma quello che serve è che anche il Veneto possa disporre di questa autonomia per permettere a questa energia che abbiamo, che vediamo nel nostro tessuto associativo, imprenditoriale, di esprimersi.